Elezioni politiche 2022, urne aperte dalle 7 del mattino e non appena l'affluenza ai seggi comincia ad aumentare, si capisce che le operazioni di voto quest'anno sono un po' più lunghe rispetto al passato per l'introduzione del talloncino antifrode. Questa volta c'è un intoppo burocratico che si chiama talloncino antifrode, che noi dobbiamo registrare prima che consegniamo la scheda all'elettore, e poi nel momento in cui ha votato dobbiamo registrare che quella scheda sia corrispondente al talloncino che abbiamo dato e strappare chiaramente il talloncino, perché altrimenti noi sapremo come ha votato quell'elettore. Questo naturalmente implica un ritardo di 30 secondi per ogni elettore, e questa è un'altra spiegazione delle cose. Poi la positività che c'è tanta gente, questo mi fa piacere, significa che siamo ancora un paese che vota. E così, nelle ore di punta, come a metà mattina, in diversi seggi si creano code con attese, talvolta anche abbastanza lunghe, per votare. C'è chi decide di ritornare più tardi, chi attende il proprio turno. Io, nonostante stia facendo ritardo per andare a una cerimonia, ho deciso di attendere comunque e spero di poter adempiere al mio dovere in poco tempo. È chiaro che deve essere un diritto e un dovere, quindi andiamo a vedere. Oggi è un dovere, il diritto vediamo da domani mattina come gira la cosa. Abbiamo diritto e giustamente noi votiamo. È molto importante, specie in questo momento particolare, direi che tutti gli italiani dovrebbero venire a votare. Dopo la riforma che ha ridotto a livello nazionale il numero di parlamentari, in Veneto verranno eletti 16 senatori e 32 deputati. Nella Marca sono oltre 669.000 gli elettori chiamati alle urne, 327.000 uomini e 341.000 donne, oltre 63.000 quelli residenti nel solo comune di Treviso. Urne aperte fino alle 23. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio. Si parte con il Senato, successivamente si passa alla Camera.